Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi su Elite Dangerous Horizon. Bentornati a tutti, altro mini video dedicato questa volta a fazioni, superpotenze, potenze, eccetera, eccetera. Allora, siccome ne avevamo già parlato in alcuni post, praticamente nei commenti dei video precedenti, ho deciso di fare praticamente un video che parlasse e riassumesse un attimo un po' di cose riguardanti queste, appunto, le meccaniche, cosa sono queste potenze, superpotenze, fazioni, eccetera, eccetera, giusto per capire un attimo come funzionano. Fondamentalmente riguardano tutta la parte di lore, quindi la parte diciamo di ambientazione di Elite, chi fa cosa, chi decide le cose, chi è affiliato a chi, eccetera, eccetera. Tutta questa parte è praticamente diciamo la gerarchia di potere all'interno dell'ambientazione di Elite, e dove vediamo le superpotenze praticamente che sono diciamo il top, quindi sono questi conglomerati di potenze che rinchiudono poi a loro volta le fazioni, e questo già come potete aver capito racchiude e completa tutta la gerarchia del potere, dei poteri all'interno di Elite Dangerous. E quindi, niente, fondamentalmente la federazione è un conglomerato racchiude, scusate, le potenze di Felicia Winter, Zachary Hudson. L'impero invece ha la Vigny Duval, la Leasing Duval, Denton Patriots, Zemina Torval. L'alleanza è composta dal solo Edmund Mahon, mi riferisco a dati che ho ritrovato sulla wiki di Elite, e dopo ci sono tutte le altre potenze invece che sono considerate indipendenti, come Archon Delaine, Lee Yong-rui, Prana Vantal e Yuri Grom. Quindi questo un attimo per darvi un overview sul discorso. E a noi cosa rientra tutta questa pappardella di poteri e di intrecci politici o quello che sia? Quello che fondamentalmente riguarda noi, riguarda il nostro ranking galattico e la nostra, diciamo, reputazione in generale all'interno della galassia di Elite. Allora, come vedete qui, questo è il mio status attuale con l'alleanza. Non ho fatto assolutamente niente, non li ho mai praticamente neanche guardati, quindi vediamo siamo neutrali allo 0%. Invece con federazione e impero siamo sul friendly 80-75%, quindi siamo abbastanza amici di entrambi. Quindi, come già potete capire, essere amici della federazione non preclude essere amici anche dell'impero o dell'alleanza. Sono due cose completamente scollegate. Più lavorate per la federazione, più salite con la federazione, a patto che le missioni che vi fa fare la federazione non vadano contro l'impero. Allora sì, salire con la federazione vi farà scendere con l'impero. Però se invece lavorate semplicemente con la federazione facendo missioni di trasporto passeggeri e bounty hunting, quindi cacciatori d'Italia, eccetera, eccetera, salirete tranquillamente con la federazione senza intaccare la vostra reputazione che avete con l'impero. Questo un attimo per farvi capire un attimo cosa potete fare, e il fatto che non ci sia alcun limite per salire con la federazione piuttosto che non con l'impero. E mi dite, ok, ma cosa mi torna in tasca? Il ranking? Cosa mi dà il ranking? Cosa mi consentono di fare queste cose? Allora, fondamentalmente avere un ranking e una reputazione elevata con una superpotenza ci dà la possibilità di avere praticamente diciamo già una reputazione un po' più elevata quando entriamo nei sistemi. Per esempio, se noi andassimo adesso su un sistema mai visto in vita nostra, legato per esempio in questo caso all'impero, tutte le fazioni che sono legate all'impero avranno un po' di reputazione in più rispetto a quelle che non hanno alcun collegamento con una superpotenza. Quindi ci aiuterà un attimo a partire come reputazione con le fazioni. Quindi questo ci aiuta fondamentalmente a essere amici di una superpotenza inizialmente. Poi ci sono altri vantaggi, ma adesso andiamo un attimo a vedere il discorso delle fazioni, perché le fazioni, diciamo, sono il grado più basso delle gerarchie di potere all'interno di Elite, però sono anche, diciamo,
diciamo, le entità con le quali noi dialoghiamo più spesso. Perché? Perché praticamente sono coloro che ci affidano le missioni all'interno degli starport, stardock, eccetera, eccetera. Perché noi faremo una missione, per esempio, per gli Eotiense Citizen Forum, legati all'impero, affiliati affiliati all'impero, appunto l'ho appena detto, e quindi questa cosa qui ci darà la possibilità di salire sia come diciamo reputazione con la fazione rappresentata da questa barra, sia come reputazione con con la relativa superpotenza. Quindi fare le missioni per una fazione che è affiliata a una superpotenza ci farà salire in reputazione anche con la superpotenza. Quindi se vogliamo salire di rank e di reputazione con la superpotenza, dobbiamo fare le missioni in questo senso qui. Ovviamente non è l'unico modo, perché anche fare per esempio bounty hunting o consegnare dati galattici ci aiuterà in questo senso qui. Però diciamo, fare le missioni è la cosa che visivamente e anche intuitivamente è più immediato. Quindi la prima cosa che vediamo appena entriamo negli starport. E la nostra reputazione con la fazione è indicata da questa barra che vediamo qui sotto, dopo viene riproposta qui, come vedete, la faction reputation. Noi siamo friendly adesso con gli Etienses Citizens Forum, perché ho fatto qualche missione per loro e siamo passati da cordial a friendly. Questi stacchi qui, diciamo, questi blocchetti qui rappresentano quello che appunto è lo status. Allora, andiamo a vedere un attimo di qua. Allora, praticamente il primo vuol dire siamo enemy. Se siamo qui dentro siamo nemici di questa fazione. È difficile scendere fino a qui, però potrebbe succedere, quindi fateci un po' di attenzione. Tutta questa barra qui invece vi dirà che siete unfriendly, quindi non siete proprio dei nemici, ma non siete neanche ben visti. E potete ancora fare una serie di missioni per poterla far salire fino a livello cordial, quindi in questa barra qui non verrete attaccati automaticamente, mentre qui in enemy assolutamente sì, quindi state attenti a non scendere mai sotto unfriendly. E poi i sistemi sono tanti, quindi non è che stiamo lì a diventare scemi a non inimicarci una determinata fazione, stiamo attenti a non farlo in determinati contesti. Per esempio fate molta attenzione all'Euribia Blue Mafia, perché? Perché vi servirà per gli ingegneri, quindi se dovete inimicarvi una fazione per forza per determinati motivi di missioni o altre cose, fate un controllino che quella fazione non serva per esempio gli ingegneri o altre tipologie di missioni, quindi fateci attenzione a questa cosa. Chiusa parentesi. Quindi dicevamo enemy, unfriendly, qui siamo in cordial, quindi siamo ben visti, scusate, qui siamo in neutral, quindi sì, passiamo per di là e siamo uno dei tanti. In cordial siamo già sulla parte un po' più verde, quindi siamo già ben visti all'interno della fazione, quindi quando ci daranno le missioni ci daranno un po' di soldini in più. Qui siamo in friendly, come potete vedere qui, l'ultimo quadratino siamo allied, quindi quando arriviamo a essere alleati di una determinata fazione anche avremo tutti i vantaggi appunto dell'essere alleati, quindi ci sbloccheranno in toto tutte le missioni. Vediamo per esempio qui, come vedete, gli requirements not met, questo non la posso fare perché dovrei essere friendly di questa fazione, quindi mi esclude alcune missioni. Quindi questo è per farvi capire un attimo perché è utile far salire questa barra. Ovviamente nei sistemi dove vi interessa operare, dedicate un po' di tempo a far salire la vostra reputazione, perché se ci sono delle missioni interessanti o altre cose, sappiate che più andate su, più ovviamente anche i reward sono potenzialmente alti, quindi troverete missioni che vi ricompenseranno con più soldi, quindi questo è decisamente comodo. Un altro non c'è tanto da dire sulla reputazione e sulla relativa fazione, se non che più missioni fate salirà la vostra reputazione e la vostra influenza, quindi aiuterete la influence, la system influence della fazione, quindi gli darete la possibilità per esempio alla controlling faction di mantenere il controllo sul sistema. Se la loro influenza dovesse scendere, questa fazione andrà a finire in guerra con un'altra fazione rivale, quindi il sistema andrà in civil war o proprio in war. Quindi potete, diciamo,
aiutare una determinata fazione a mantenere il controllo piuttosto che magari cambiare un attimo l'equilibrio politico del sistema, cercando di scatenare la war per poter poi appunto sfruttarla per fare soldi con le missioni di war o quello che sia, insomma. Quindi questo può riguarda un attimo appunto l'ambientazione, potete interagire con l'ambientazione, queste sono le cose belle di Elite. Chiuso il discorso influenza, la vostra reputazione più salirà, più vi darà una mano a salire anche con la superpower, con la superpotenza. Quindi, cosa succederà? Ecco, dove una volta finite e completate le missioni, questo vale anche per il trasporto passeggeri, dove appunto questa reputazione va a finire, quindi una parte va a finire alla fazione, una parte vi farà salire con la relativa superpotenza con cui la fazione è affiliata. E tornando indietro, per esempio, se noi dovessimo fare questo boom data delivery, aumenteremo un po' la nostra reputazione con la fazione e aumenteremo anche la nostra reputazione con l'impero. Questi punticini poi verranno suddivisi sulle due barre, quindi uno sulla reputazione e uno sul ranking. E questo era un altro degli argomenti di discussione all'interno del canale. Allora, queste cose cosa vogliono dire? Allora, queste due barre. Allora, prima cosa, prima nota assolutamente importante. Il ranking e la reputazione con una superpotenza non vanno di pari passo. Voi potete essere anche unfriendly con l'impero, ma essere con un ranking anche elevato. Faccio un esempio, per esempio, ho visto piloti che sono unfriendly con la federazione eppure sono Rear Admiral. È una cosa che io trovo abbastanza illogica, però in Elite funziona così, quindi nulla vi vieta di essere ammiraglio della federazione, seppur essere anche malvisto all'interno della federazione, perché quelle due barre sono completamente scollegate. Certo, salgono assieme quando fate le missioni, però se uccidete o distruggete navi della federazione, il vostro ranking rimarrà lì, ma la vostra reputazione scenderà. E quindi questo è un attimo una nota sulla meccanica di funzionamento. Come andare su di ranking, quindi questo era un altro degli argomenti appunto del video. Dopo aver visto un attimo la gerarchia galattica, andiamo a vedere il ranking. Allora, il ranking va su, sale, prendete i punti, fate le missioni, lui sale. Quando la barra arriva al 100%, continuate a fare le missioni, lui continua a salire dietro. Non è che non sale, solo che non lo vedete. Perché? Perché il vostro ranking è bloccato in quel, diciamo, in quel frangente, quindi in quel rank, in quel rango in cui siete in quel momento. Per andare su di rango, dovete accettare delle specifiche missioni che vengono proposte all'interno del mission board. Allora, qui dovrete trovare e troverete delle missioni che sono Imperial Navy o Federal Navy. Può essere un prefisso o un suffisso all'interno della missione. Possono essere di vario genere, può venirvi richiesto di andare a distruggere determinati nemici, di andare a fare delle scansioni sui data point, di andare a fare anche dei semplici missioni di trasporto o di recupero e materiali e di rientro. Quindi queste sono di varia tipologia. Io ne ho già accettata una prima, giusto per partire preparato. Eccola qui, Source 2 Units of Energy Grid Assembly for the Imperial Navy. Eccola qui, questo è un esempio di una di queste missioni. Allora, dove andiamo a farla? Allora, devo andare a comprare questi Energy Grid Assembly e devo andare a comprarli in un sistema qui da qualche parte. Allora, il più vicino mi viene segnato a 61 light years e direi che a questo punto possiamo anche cambiare nave, quindi andiamo a parcheggiare il nostro Python nel garage qui dentro. Allora, use the ship, spostiamoci col nostro invece Diamondback Explorer. Perché ha un jump range decisamente ludicrous e ci darà una mano nel limitare il trasporto e il viaggio. Vado a fare subito un controllo di avere abbastanza spazio in inventario. Abbiamo 0 su 24 di ship cargo, quindi sì, siamo messi abbastanza bene. Invece come jump range, come vedete, abbiamo un bel 53.46 light years di jump range attuale. Allora, perché ho fatto questa cosa qui? Perché devo andare a 61.73 light years e non ho voglia di diventare idrofobo con il Python, a fare 700 milioni di jump. L'Explorer Diamondback mi va benissimo. Allora, ho fatto una ricerchina online, devo andare nel sistema che si chiama MW Amen, ok, Woman.
All'interno di questo sistema, tra l'altro il Pranav Antal quindi dovrebbe essere anche un sistema indipendente, devo cercare, vediamo un attimo se ce lo dà in lista. Ok, devo cercare dove dicono qua che è Shunkai Orbital. Ok, perfetto, eccolo qua. Beh, dai, è anche relativamente vicino, quindi tracciamo la rotta, dovrebbero essere solo 2 jump, infatti, perfetto, quindi usciamo e iniziamo a dirigerci in questo starport, perché dobbiamo andare a comprare 2 unit di Energy Grid Assembly per l'Imperial Navy. Allora, durante questo viaggio faremo tempo anche a discutere su un paio di dettagli di gioco. Ta ta ta. Quindi, come vedete qui, solite operazioni di partenza. Ce ne usciamo belli belli. Perfetto. E qui, vabbè, le operazioni poi di partenza sono sempre quelle alla fine. Le missioni sembra che siano così così, però le meccaniche poi di gioco sono quelle, quindi cambia un attimo chi vi assegna le missioni, dove andate a farle, ma fondamentalmente quella è la missione, cioè quella è la meccanica di gioco. Una volta accettata la missione fate le solite missioni, quindi questo è quanto. Tornando a noi sul discorso dei ranking, allora, perché aumentare di rank? Ossia di rango. Perché? Allora, i ranghi servono fondamentalmente per sbloccare i permessi, per poter scendere dentro determinati sistemi e per sbloccare le navi. Nella descrizione del video vi inserirò magari anche un paio di link alla pagina wiki ufficiale, pseudo ufficiale, la pagina del gioco, dove potrete vedere una lista di tutti i ranghi per Federazione Impero e cosa vi consentono di sbloccare. Come vedete, ecco qui siamo già addirittura d'arrivo a Muavmen, 61 lettiere, avrei dovuto fare almeno 3 o 4 jump con il Python, quindi questa cosa è molto comoda farla con una nave con un jump range più alto, anche perché dobbiamo trasportare poca roba. Chiusa parentesi, torniamo a capo. E torniamo al discorso. Allora, i ranghi perché? Perché appunto vi consentiranno di arrivare per esempio su Sol, sul sistema solare o in altri sistemi. Adesso vi faccio vedere un po' di rank, cosa vi sblocca in Warrant Officer sotto la federazione. Sbloccate Sol, per esempio, il sistema solare, un sistema molto bello da andare a vedere sicuramente. Io ci sono stato, ci ho anche fatto 2-3 video sopra, sono anche esploso con l'ASP per una situazione un po' fraudolenta, chiamiamola così, con una capital ship, però vabbè, me la sono un po' andata a cercare in quel frangente, in quel contesto, quindi vabbè, niente da dire. E quindi appunto, eccoci qua. Allora, adesso dobbiamo fare molta attenzione perché siamo considerati ostili. E questa cosa è a causa del power play, quindi del fatto che Pranav Antal non ho fatto il controllo cazzuola e avrei dovuto fare un attimo di attenzione. Vediamo se riusciamo a fare il dock, perché speriamo bene, se no mi toccherà scappare alla grande e andarmene via, perché purtroppo abbiamo beccato un sistema ostile a causa del power play. Ecco, quindi qui vedete anche già un attimo un po' delle rogne legate anche al power play. E tutto questo solo per sbloccare un rango galattico con l'impero. Vabbè, vediamo un attimo come andrà a finire. Nel frattempo concludo il discorso dei ranghi, quindi appunto servono per sbloccare i permit per determinati sistemi e anche le navi. Se volete l'Imperial Cutter dovete diventare, mi pare, Duke come rango sotto l'impero. Se volete la Federal Corvette dovete diventare Rear Admiral con la Federazione, quindi sappiatelo che le meccaniche sono queste e nulla di più e nulla di meno. Quindi dovete investire un po' di tempo, aumentare la vostra reputazione con determinate fazioni o quello che sia, oppure andare a fare bounty hunting e consegnare tutti i voucher che potete. Questa è una cosa che ho visto che dà delle ottime ricompense in termini di reputazione e di rango, anche fare le missioni di trasporto passeggeri, quindi tutto quello che fate per una fazione affiliata all'impero o alla federazione vi darà aumento in rango e quello che sia. Eccoci qua, adesso andiamo invece a vedere il momento della verità. Siamo ostili, cerchiamo di andare a parcheggiarci su uno Stardock
su uno Stardock. Sappiate che qui possono attaccarvi tutti. Noi abbiamo una nave che non è assolutamente fatta né per tenere botta ad un eventuale attacco né per poter scappare. Infatti una delle ingegnerizzazioni che volevo fare a questa nave era il potenziamento proprio sia del power distributor che dei thruster, ma ci penserò magari in un secondo momento. Questo docking. Ok, come vedete, anche se siamo ostili all'interno del sistema, finché non rompiamo i maroni a nessuno, lo Stardock ci consente comunque di atterrare. Non ci sta attaccando, non ci sta sparando, quindi come vedete possiamo atterrare lo stesso. Dobbiamo atterrare al pad 31 che, eccolo qua, ce lo mettono subito qui davanti, quindi andiamo a fare le nostre manovrine di atterraggio. Spero di non fare brutte figure in fase di atterraggio, che mi ero abituato un attimo con le navi un po' più grosse. Vabbè dai, insomma, è andata bene. A questo punto dobbiamo andare semplicemente a comprare i due materiali che ci servono, quindi sono Energy Grid Assembly. No, non voglio la chat. Quindi Commodity Market, e andiamo subito a cercare gli Energy Grid Assembly. Saranno sotto Machinery? Sì. Energy Grid Assembly, eccoli qua. Perfetto, 1 e 2. Non dobbiamo prenderne di più. 5.000 crediti di spesa. Il gioco ci avvisa... Dai! Eccolo qua, come vedete la missione è stata aggiornata. E il gioco ci sta avvisando che possiamo tornare indietro, perché 2 su 2 Energy Grid Assembly li abbiamo e quindi possiamo tranquillamente tornarcene a EOTNSES sul nostro sistema di partenza, o quindi dove dobbiamo consegnare la missione, cosa che facciamo anche subito iper velocissimamente. Eccoci qua, plotto in route direttamente da qui, perché dobbiamo fare proprio un'uscita molto veloce, perché ricordo siamo ostili in questo sistema finché non concluderemo il power play, e praticamente ogni nave presente all'interno di questo sistema è autorizzata a spararci. Perché? Perché siamo dei nemici fondamentalmente, quindi questo sistema non farà assolutamente nulla per difenderci da un'eventuale nave che decidesse di farci saltare per aria. Eccolo qua. Penso che siamo... Ecco qua, vedete come cominciamo già. Dai. Cominciano già a farci gli scan. Diamo piena potenza ai motori. Ok, per fortuna non System Authority Vessel, non abbiamo nulla di illegale a bordo, anche se siamo ostili, non ci attaccano. Bene, dai, meglio così. Ok, andiamocene subito. Adesso arriveremo a Persefone. Come vedete è un Allied Power, quindi è un sistema amichevole, viene scritto lì in alto. Questa cosa ci consentirà di arrivare velocemente indietro e andare a completare la missione, appunto, per ottenere il rango galattico successivo. Durante la fase di rientro vi do un'attenzione. Se trovate la missione Imperial Navy che vi manda a distruggere altre astronavi, cercate di evitarla, vi farà perdere veramente un fracasso di tempo, e per poter fare alla fine la stessa cosa che stiamo facendo in questo momento o con missioni similari. Perché io ho dovuto uccidere, sono già diventato outsider, ho fatto un test su quella missione, un test di tempo, di consumo in termini di tempo reale, e distruggere 12 navi avversarie a livello harmless mi ha richiesto ben 40 minuti. Non perché col Python avessi difficoltà a tirarle giù, perché ci mettevo proprio 10 secondi a tirare giù le navi a livello harmless, un Sidewinder, Cobra, proprio delle robette piccole, ma perché era difficile trovarle. Perché per trovare i mission target bisogna andare in un determinato sistema, cercare le navi in super cruise, lanciare l'interdizione, quindi rientrare nello spazio normale, agganciarle, farle saltare per aria, ripartire, aspettare il respawn e ricominciare. Quindi come capite è una meccanica abbastanza frustrante e fastidiosa. Intanto siamo già arrivati a EOTNSES, eccoci qua, perfetto. Quindi se riuscite a trovare delle missioni di trasporto o anche missioni simili a queste in cui dovete comprare e ritornare indietro, o anche delle scan data point mission o cose del genere, preferitele alle missioni di distruzione nemici. Addirittura nel sistema dove ero andato la fazione
le navi della fazione che dovevo distruggere si ritrovavano in war con un'altra fazione, quindi ho detto bene, vado in una bellissima conflict zone dove ci sarà pieno di navi nemiche e a quel punto lì le faccio saltare per aria. Bene, sono entrato nella conflict zone, mi sono unito alla fazione avversaria, ho guardato bene, ma le navi della fazione che dovevo tirare giù non venivano segnate come mission target, erano segnate come nemici ma non come mission target, quindi le avrei tirate giù per il niente. E questa cosa mi ha fatto un po', diciamo, arrabbiare perché alla fine sono sempre navi di quella fazione, eppure nelle conflict zone non vengono segnate come mission target. Quindi me ne sono uscito dalla conflict zone e sono andato proprio a caccia random in giro per il sistema in Super Cruise. Per distruggerle tutte e 12, ora che si faceva l'interdizione e tutto il resto, ci ho messo quasi 40 minuti. Quindi capite voi che da quanto la stiamo facendo questa missione? 10 minuti neanche? 10 minuti contro 40 minuti e vale la pena magari cercare questa tipologia di missioni perché come potete capire e vedere anche all'interno di questo video il tempo che richiede è davvero davvero minimo rispetto a un distruggi tot navi avversarie. Poi se riuscite a trovare delle zone di caccia più profittevoli, quindi dove ci sono più nemici, beh ben venga, insomma, diciamo che andare anche a combattere ci aiuta a divertirci un po' all'interno del gioco, insomma, anche quello fa parte di Elite, non è che non dobbiamo combattere, però in termini di tempo trovo un dispendio un po' troppo elevato andare a perdere 40 minuti appunto per completare una missione di questo tipo qui. Magari se ci ricordiamo anche di fare la request del doc sarebbe anche cosa buona e giusta. Ok, doc pad 13, andiamo al doc 13. Ok, allineiamoci con l'ingresso, eccolo qui, lo vediamo già da qui. Andiamo dentro e andiamo a parcheggiare la nostra nave per completare la missione e prendere il rango successivo. Così vedrete anche il discorso che vi dicevo prima, cioè il fatto che il rank al 100% è solo visualizzato lì. Il rank effettivo lo scaliamo con le missioni, ma dietro facendo le missioni il ranking comunque sale lo stesso. Ne ho fatte parecchie di missioni per l'impero, quindi non so fino a che punto posso spingermi. Comunque, adesso, giusto per riepilogare, siamo outsider friendly con l'impero, andiamo a consegnare la missione e vediamo cosa succede. Su 2 units of energy grid assembly, come vedete possiamo consegnare tutto, siamo a posto, consegniamo la missione. Ci prendiamo un po' di soldini, 13.000 crediti non sono niente. Abbiamo, come vedete, eccolo qui, guadagnato reputazione con la superpotenza, abbiamo guadagnato reputazione con la fazione e abbiamo aiutato l'influenza dentro EOTenses, quindi abbiamo generato questo effetto. Increased growth that could lead to economic boom, quindi più l'influenza sale, più economicamente la fazione sarà in grado di pagare le missioni, quindi ecco perché è importante, riallacciandoci al discorso di prima. In questo caso abbiamo completato, non c'è altro da fare in questo pannello, quindi usciamo da qui. Come vedete abbiamo un messaggino lì in alto che ci aspetta, Imperial Navy Promotion to Surf. Ok, ci hanno promozionato, grazie, ci hanno dato la promozione a Surf. Vabbè, evviva, eccoci qua. E quindi questo va a concludere quello che dobbiamo fare con la missione. Quindi andiamo invece di qua a vedere. Come vedete adesso siamo rank Surf e abbiamo di nuovo il 100% della barra. Vi ho detto che avevo fatto parecchie missioni per l'impero senza fare il rank up. Quindi pian pianino andrò su. E invece vediamo Surf cosa ci dà. Permit, vediamo se ci hanno dato altri permit. No, non ce ne hanno dati altri. Ok, vabbè, i link con relativi permit sblocco navi li metto nella descrizione del video. Questo invece va a praticamente concludere tutto quello che volevo trattare, quindi tutti gli argomenti di cui volevo parlare all'interno di questa mini guida sui ranking, sulle potenze, sulle superpotenze. E un piccolo bonus content, come avete visto ho cambiato il colore dell'HUD, metterò il link anche al colore dell'HUD dove l'ho trovato sul forum ufficiale della Frontier dove è stato
pubblicato questo colore particolare, lo sto usando e dico mi trovo bene, anche meglio rispetto ai colori originali. Il rosso è un po' scuro, però rimane rosso, cosa che non succede con tutte le altre ricolorazioni, perché purtroppo la matrice di colori utilizzata come base per colorare tutti gli elementi virtuali dell'HUD e delle grafiche all'interno del gioco regola tutto, quindi anche i colori dei capelli, per capirci, quindi avete visto come anche il nostro avatar, il nostro portrait, quindi la nostra figurina qui, da verde che era è diventato tutto marroncino, però fidatevi, se rimetto tutto in originale il nostro pilota lo vedremo verde, come anche tutti i colori poi delle immagini, delle miniature, eccetera eccetera, quindi attenzione a cambiare i colori dell'HUD. Come vedete anche qui il rosso è molto scuro, per l'esperienza che ho in gioco ormai so già ognuna di queste voci cosa vuol dire, quindi mi basta solo cliccarla e via. Per chi magari inizia ad approcciarsi o è all'inizio, sconsiglio di ricolorare l'HUD perché può essere più fastidioso che altro. E detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro, di aver quindi elencato e descritto e spiegato un attimo come funzionano appunto superpotenze, potenze, fazioni, ranking, reputazione e influenza, come fare una missione per il rank up, dove trovarla, quindi appunto nel mission board verranno create a caso, quindi dovete attendere un po', ogni tanto vengono fuori, quindi magari sloggate, riloggate, cercatevi la vostra missione e punto e fine, e quindi questo va a chiudere ed esaurire tutto il topic del video. Quindi a questo punto grazie a tutti, e grazie a tutti quelli che stanno supportando il canale, grazie a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, davvero un grazie grande come tutto Elite, dai, se avete domande, dubbi, suggerimenti, come al solito vi invito a postare nei commenti del video. Se dovete anche dirmi parole perché magari ho detto delle boiate, fatelo pure, ben venga. Se potete correggere, ovviamente nessuno è perfetto, se dico boiate fatemelo pure presente, che vediamo appunto anche di andare a correggere eventuali imprecisioni o anche errori che possono nascere durante la registrazione, durante le spiegazioni nel video. Ok, non ho più voce, non ho più saliva, quindi direi che andiamo anche a terminare qui. Virus 101, un grande grazie a tutti e transmission out.